Buongiorno e bentrovati a questo appuntamento con l'informazione su Telefriuli. Se la situazione resta questa, credo che presto potremo lasciarci alle spalle il Green Pass. A dirlo è il presidente della regione Massimiliano Fedriga, che però punta il dito sui movimenti No Vax e No Pass. Finora nella tempesta si sono riparati con l'ombrello degli altri. Vediamo se ora usciranno allo scoperto i loro veri obiettivi. Se le curve dei contagi e delle ospedalizzazioni continueranno ad andare come in questi ultimi giorni, penso che potremo anche lasciarci alle spalle il Green Pass. È ovvio che la pandemia ci ha abituato a sorprese inaspettate, spesso negative, e in mezzo a una pandemia certezze assolute non ce ne sono, né che rimarrà quando viene tolto il Green Pass, né che rimarrà fino a quando. Penso che ci siano ormai in alcuni casi posizioni ideologiche politicizzate sulla pandemia, è sbagliato. Dobbiamo essere molto concreti e pragmatici, affrontare il momento e quindi prendere le decisioni corrette. Io faccio un esempio, è come se la pandemia è stato un temporale forte e drammatico, uno esce con l'ombrello. Quando il tempo incomincia a rasserenarsi e si scorge il sole in lontananza, dice quando c'era il sole l'ombrello potrò chiuderlo. Poi invece c'è qualcuno che diceva che l'ombrello non bisognava mai usarlo e bisognava vivere sotto il temporale nefasto. Dall'altro c'è chi invece dice anche se torna il sole tu tieni comunque l'ombrello a prescindere. Un po' di equilibrio nel paese servirebbe. Politicizzare o strumentalizzare una pandemia mi sembra profondamente sbagliato. Senta, un'ultima domanda, però probabilmente chi non si è vaccinato, abbiamo visto molte manifestazioni, si sta sfregando le mani. Ma sono quelli che giravano senza ombrello in mezzo alla tempesta. Delle volte si sono riparati dagli ombrelli degli altri, che si sono vaccinati, hanno difeso la comunità e hanno fatto sì che gli ospedali non si saturassero. Purtroppo i numeri ancora oggi ci dicono che una piccola percentuale di non vaccinati comporta un gran numero di ospedalizzazioni. Io non riesco ancora a capire perché bisogna inseguire teorie complottistiche antiscientifiche che prima di tutto fanno male a noi stessi. Via il Green Pass, finiscono le frizioni secondo lei o non finisce qui? Ma penso che sia un movimento, quello dei no Green Pass, no Vax ed altro, un movimento di complottismo, antisistema a prescindere e quindi non so, ma io le scelte che faccio, ribadisco, posso fare degli errori, non c'è dubbio, ma non sono per fare un favore o un fastidio a qualcuno, io faccio le scelte che in coscienza ritengo opportuno. Purtroppo non è sempre così ed anche dai leader di queste manifestazioni mi sembra che invece si stiano strumentalizzando qualche ingenuo a secondi fini. Non a caso vedo liste di nuove forze politiche pronte a guadagnarsi un seggio in Parlamento. Complimenti, complimenti. Se questa era la lotta per la libertà, sì, forse è per la libertà del portafoglio di chi si vuole candidare. Restando in tema pandemia, calano quasi del 42% i nuovi contagi da Covid in Friuli Venezia Giulia nella settimana dal 9 al 15 febbraio rispetto alla precedente e diminuiscono anche i casi attualmente positivi su 100.000 abitanti, passati da 3.526 a 2.685. È quanto emerge dall'ultimo monitoraggio della Fondazione Gimbe, la quale evidenzia come a livello nazionale il calo dei contagi si attesti al 32% e sia legato alla diminuzione dei tamponi effettuati, meno 28%, e alla ridotta circolazione virale che resta comunque ancora elevata. Il tasso di positività ai tamponi resta infatti stabile, cominciano a diminuire anche i decessi, calati a livello nazionale del 16% rispetto alla settimana precedente. Si allenta ulteriormente la pressione sulle strutture sanitarie, i ricoveri dei pazienti Covid nelle aree mediche diminuiscono del 15%, quelli in terapia intensiva quasi del 19%. In Friuli Venezia Giulia rimangono ancora sopra la soglia di saturazione i posti letto in area medica 30,5% e in terapia intensiva 17,1%, occupati da pazienti Covid-19. La popolazione che ha completato il ciclo vaccinale in Friuli Venezia Giulia, rileva il report, corrisponde all'80,9% contro la media italiana dell'82,4%. Il tasso di copertura con la terza dose è dell'85%, in linea con il dato nazionale. La popolazione 5-11 che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 16,7%. Per quanto riguarda l'incidenza dei nuovi casi per 100.000 abitanti, la provincia di Trieste raggiunge il valore più alto con 897, seguono Gorizia con 851, Pordenone con 809 e Udine a 749.
Siamo alla cronaca. Sulla tragedia di Pinzano, costata la vita a una donna in seguito all'esplosione, sono in corso le indagini. L'attenzione dei vigili del fuoco di Pordenone è concentrata sulla fuga di gas che ha causato lo scoppio e su come e perché il GPL possa essere fuoriuscito dalla bombola. Sentiamo. Le cause dell'esplosione nel deposito di bibite della ditta Chieu a Pontaiba di Pinzano al Tagliamento, che hanno portato alla morte della commercialista 63enne Nelly Tramontin, sono al vaglio delle indagini dei carabinieri della compagnia di Spilimbergo, coordinate dalla procura di Pordenone. L'attenzione dei vigili del fuoco, che ieri hanno lavorato per tutta la giornata per spegnere le fiamme, mettere in sicurezza lo scenario e raccogliere le prime prove, si è concentrata sulla fuga di gas che ha causato lo scoppio, fuoriuscito da una bombola a GPL che alimentava una stufa catalitica. Quest'ultima era spenta, così come la bombola era stata chiusa la sera precedente da un dipendente della ditta. Resta dunque da capire come il gas sia fuoriuscito e su questo si stanno concentrando le perizie dei pompieri, che sul tavolo hanno varie ipotesi, ma è ancora troppo presto per arrivare a conclusioni. Di certo c'è che la stanza non si è saturata di gas. Se così fosse stato, confermano i vigili del fuoco, non ci sarebbe stato lo scoppio. La quantità di GPL, che si deve combinare con l'ambiente, per causare l'esplosione deve essere in basse percentuali. Dunque o la perdita di gas era minima o era in atto da poco tempo al momento dell'ingresso della donna nella stanza. L'origine dell'innesco è certamente di natura elettrica, probabilmente data dall'accensione della luce, ma in teoria potrebbe essere anche avvenuta per una frequenza trasmessa da un cellulare. Tutte le ipotesi sono al vaglio e serviranno alcuni giorni per avere una relazione completa. Intanto continuano gli attestati di vicinanza al marito Valentino, rimasto illeso perché al piano superiore, e alle figlie della donna. Tutta la comunità di Pinzano, con in testa il sindaco Emiliano De Biasio, si è stretta attorno a loro. La Guardia di Finanza di Padova, in collaborazione con i comandi provinciali di Firenze e Trieste, ha concluso un'operazione contro il contrabbando di sigarette tra l'Italia e l'Est Europa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Rovigo. È stata individuata a Montagnana, in provincia di Padova, una base logistica per lo stoccaggio di materiali per il confezionamento di oltre 12 milioni di pacchetti di sigarette. Se immesse sul mercato, le bionde avrebbero fruttato oltre 36 milioni di euro e un'evasione delle imposte pari a 45 milioni circa. La banda, composta da cittadini italiani, moldavi e rumeni, era stata seguita da tempo attraverso appostamenti e pedinamenti. Nel capannone di un'azienda operante nel settore delle materie plastiche sono stati visti arrivare oltre 600 bancali di semilavorati per sigarette. Verso Ferragosto, in poche ore, 6 articolati carichi di merce sono usciti a coppie dal deposito, diretti in Slovenia, con la scorta di autostaffetta per controllare l'eventuale presenza di forze di polizia lungo il percorso. I primi 2 tir sono stati bloccati in provincia di Gorizia, gli altri 4 tra Venezia e Padova. Gli autisti avevano diversi telefoni cellulari, denaro contante e 70 targhe romene risultate falsificate. Sono stati sequestrati tutti. 8 persone sono state denunciate per concorso in contrabbando di tabacchi lavorati esteri, introduzione nel territorio dello Stato di marchi contraffatti e ricettazione. Gli autoarticolati, del valore complessivo di quasi 1 milione di euro, sono stati affidati ad alcuni reparti aeronavali della Guardia di Finanza, all'autocentro della Polizia di Padova e al 51esimo stormo dell'Aeronautica Militare di Strana. Parte dei materiali destinati al confezionamento delle sigarette è stato venduto ad aziende operanti nel settore. Andiamo al giallo di Liliana Resinovic, perché la donna scomparsa il 14 dicembre da Trieste, il cui cadavere è stato ritrovato il 5 gennaio. La donna aveva nascosto dietro a un quadro appeso in casa un biglietto con i codici di accesso al suo conto corrente. La scorsa estate aveva mostrato il nascondiglio al fratello Sergio perché aveva detto non si sa mai. Lo ha riferito Sergio Resinovic durante la puntata di Chi l'ha visto in onda ieri sera su Rai 3, spiegando che ora il biglietto è sparito. Secondo quanto affermato da Liliana, ha detto Sergio, il marito Sebastiano Visintin non era a conoscenza del nascondiglio. Dopo la morte della donna, il fratello ha raccolto alcuni effetti personali di lei dall'abitazione di via Verrocchio, tra cui quadri e foto di famiglia. Quando sono tornato a casa mia, ha quindi precisato Sergio, ho cercato il biglietto per vedere se aveva scritto anche altro. Ho controllato tutti i quadri, li ho smontati e il foglietto non c'era. Non so da quanto mancasse dal nascondiglio o chi l'abbia portato via. Cercasi urgentemente gestori per la casa albergo di Osoppo. Attualmente su 80 posti disponibili ospita 15 persone e c'è il rischio che chiuda definitivamente perché il personale non riceve lo stipendio da dicembre 2021 e non ci sono soldi per pagare le bollette. Tra l'altro, a causa del Covid, da 2 anni a questa parte nessuno chiede di potervi soggiornare. Sentiamo. Non c'è pace per gli anziani che risiedono alla Casa Albergo di Osoppo, una struttura di proprietà comunale gestita dal 2008 da una cooperativa di Arezzo.
Un grido d'allarme arrivato alla redazione di Telefriuli riguarda sia la possibilità che a breve tutti gli ospiti siano trasferiti altrove, che le mancate retribuzioni da dicembre del 2021 di chi si occupa dell'assistenza agli anziani. È una vicenda particolarmente complessa, di difficile soluzione, spiega il sindaco di Osopo Luigino Bottoni, ricordando l'arresto dei vertici della cooperativa avvenuto nell'estate del 2020 e il successivo blocco dei conti correnti disposti dalla Procura di Arezzo. Gli amministratori subentrati non sono riusciti a sistemare la situazione. Recentemente l'azienda sanitaria, dopo aver effettuato un controllo alla struttura, ha deciso di spostare 17 anziani perché non sono più autosufficienti. Il ruolo della casa albergo di Osopo è di ospitare persone in grado di badare a se stesse. Attualmente ve ne risiedono 15 per una capienza di 80 posti. Stiamo cercando in tutte le maniere possibili, ma al momento senza alcun risultato, un soggetto che subentri nella gestione del servizio, commenta Bottoni, sottolineando che c'è la possibilità che la struttura chiuda, tanto più che con la pandemia è diventata inutile, visto che da 2 anni a questa parte non ci sono state richieste per entrarci. Torniamo per un attimo alla pagina sulla pandemia perché si svuota una delle terapie intensive dell'ospedale di Udine dedicate ai pazienti contagiati dal Covid. A darne notizia pochi minuti fa su Twitter è stato il vicepresidente della regione Riccardo Riccardi. Un'ultima ora importante, ha scritto. Buone notizie. Ecco le immagini dell'ultimo paziente che esce dalla terapia intensiva Covid-19 10 posti dell'ospedale di Udine. Il testo è accompagnato da un video che state vedendo in queste immagini che mostra appunto il personale medico che accompagna il paziente in un altro reparto. Questa giornata resterà nella storia, commenta il vicepresidente della regione. Andiamo adesso nella destra tagliamento. Per la nuova raccolta differenziata dei rifiuti a Pordenone c'è una data. Sperimentazione del servizio a partire dal secondo semestre del 2022, poi dal 1° gennaio via alla tariffa puntuale. La sperimentazione comincerà nel secondo semestre di quest'anno, mentre a regime si andrà dal 1° gennaio del 2023. Ora c'è una data sull'avvio della nuova raccolta differenziata dei rifiuti a Pordenone, una rivoluzione che, stante alle parole del sindaco e dell'assessore all'ambiente, permetterà di migliorare la qualità della differenziata e al contempo garantire ai cittadini un pagamento equo del servizio e si misurerà in base agli effettivi conferimenti. Tutti i cambiamenti portano delle conseguenze positive, ma anche magari di diffidenza iniziali e di non conoscenza. Diciamo che con la campagna che faremo nessuno alla fine potrà dire ma io non sapevo, non credevo, non capivo. Occorrerà, a parte una sperimentazione di 6 mesi, si partirà a pieno regime dal 1° gennaio, sicuramente un anno di adattamento ci sarà. Il telegiornale termina qui, ma se volete rimanete con noi per gli approfondimenti che avremo tra poco. Da voi la linea. A presto.